Marking 252 years of service, the Guardia di Finanza has released its operational figures for Friuli Venezia Giulia, revealing 17 months of wide-ranging activity from tax evasion to tobacco smuggling operations across the region. Allora sì, oggi celebriamo in maniera solenne, in forma solenne, la ricorrenza della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Un corpo che ha una funzione di carattere sì repressivo, ma anche e soprattutto preventivo nell'azione di contrasto agli illeciti economico-finanziari. I pilastri dell'azione della Guardia di Finanza sono già insiti nel corpo della Guardia di Finanza e nelle sue finalità istituzionali. Io ne sono un servitore, li applico al meglio sul territorio ai fini di una tutela dell'integrità dello stesso. Un messaggio per i cittadini è un grazie per l'apprezzamento e il sostegno che rileviamo quotidianamente. Oggi si celebrano 252 anni di storia di un corpo che ha segnato la nostra Italia. 252 anni caratterizzati sicuramente da riconoscimenti importanti, da atti di eroismo, da medaglie, da operazioni eclatanti, ma soprattutto, e penso che sia quello che conta di più, dal lavoro costante, quotidiano e silenzioso di migliaia di uomini e donne in divisa che ogni giorno servono il nostro Paese e garantiscono la sicurezza economica.